Buon pomeriggio, mister Livieri, Gaetano Carnevale, Bebe TV. Mister, innanzitutto complimenti per la vittoria che arriva in un momento delicato, no, dell'Arconatese, forse il più delicato della stagione perché nelle ultime 7 partite ce ne hanno raccolti solo 4 punti, un punto nelle ultime 3, l'ultima vittoria insomma un mese fa, sempre fuori casa 1-0 e parliamo di una squadra che insomma ha guidato anche questo girone a larghi tratti, l'ultima volta alla 27esima, poi 2 sconfitte consecutive contro 2 dirette concorrenti. Oggi con una classifica così corta arriva una vittoria importante. Dove vuole arrivare questa squadra? Perché c'è stato questo calo di queste 7 partite e ora si è completamente ripresa? Grazie. Se si è completamente ripresa lo vedremo, ma io l'ho già visto durante gli allenamenti, abbiamo avuto questo periodaccio dove sicuramente nelle partite di seguito con Varesina, Piacenza, quelle importantissime lì, abbiamo dovuto fare a meno di tanti giocatori e soprattutto degli under che poi ti vanno a modificare tantissime cose dentro il campo. Purtroppo è arrivato proprio in quel periodo. La cosa che è successa dopo è che i ragazzi magari in quelle partite perse poi hanno accusato mentalmente. Ecco, si trattava di trovare un po' di tranquillità nel giocare e divertirsi come abbiamo fatto sempre quando eravamo davanti a tutti. Oggi secondo me nel primo tempo l'abbiamo fatto molto bene perché abbiamo pareggiato bene, abbiamo passato quando loro si alzavano a prenderci per trovare l'uomo libero alle spalle, quindi questa è una cosa che abbiamo sempre fatto bene durante l'anno, oggi l'abbiamo fatta benissimo il primo tempo e nel secondo tempo la partita è stata un po' più sporca e poi qui comunque i calci piazzati piuttosto che fare laterali buttati in aria sono situazioni sempre pericolose. Dove vuole arrivare? Noi vogliamo metterci una bella firma a questa stagione che per lunghi tratti è stata straordinaria per questa società, per questi ragazzi, inaspettata perché poi chi ha investito tantissimo, non lo sapete già chi è, però vogliamo finire bene perché se lo meritano i ragazzi, se lo merita la società, questo è quello che vogliamo fare e vogliamo farlo giocando a calcio, divertirci. Lei pensa che la squadra possa aver dato una bella prova di maturità, mister, soprattutto nel secondo tempo? Lei dice, sono d'accordo, partita più sporca dove infatti si è giocato poco, i ragazzi hanno difeso l'1-0, capivano l'importanza di tornare ai 3 punti e di metterli in cassaforte. Lei pensa che questo può essere un messaggio importante, chiave per le ultime 4 partite su cui lavorare? Sì, sicuramente è un bel messaggio perché i ragazzi ci tenevano a portare a casa la vittoria, abbiamo anche difeso con tanti uomini, tutti si sono sacrificati, tutti volevano tornare a vincere, ce lo siamo detti prima della partita, non dobbiamo piangerci addosso perché di certo nella vita c'è solo una cosa ed è una cosa brutta, tutto il resto lo possiamo cambiare noi con il nostro atteggiamento e così è stato oggi. Grazie mille mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Mister De Paola, buon pomeriggio, Gaetano Carnevale, BBTV. Mister, dopo il pari che aveva, come lei definito, lo stop all'emorragia dopo le 5 sconfitte consecutive, oggi è arrivata un'altra sconfitta, 7ª partita consecutiva senza trovare il gol. Nonostante questo la squadra comunque qualcosa in più l'ha fatto vedere, ci sono state diverse opportunità, ma proprio non va. Come la prende lei questa sconfitta? Un passo indietro o ha visto paradossalmente qualcosa in più? Ma no, io penso che la prestazione i ragazzi l'hanno fatta. Il problema è che io, sai, non mi lamento mai, da quando sono qua non mi sono mai lamentato degli arbitri, però io penso che come società e come squadra esigiamo rispetto, perché oggi ci sono state 3 situazioni clamorose a nostro favore che non sono state date. Io posso capire che l'arbitro magari era lontano dalla situazione, però noi siamo una squadra che ci dobbiamo salvare. Già facciamo fatica noi, che facciamo fatica a chiudere l'azione ogni volta che arriviamo perché magari creiamo qualcosa di importante ma non riusciamo a metterla dentro. Ma poi se ci sono 2 rigori grossi quanto una casa e un gol con un metro di fuorigioco dato all'Arconatese, quindi la situazione diventa insostenibile. Questo è quello che è successo oggi, quindi io non mi sono mai lamentato degli arbitri, è fastidioso parlare di questo, però devo dire che i ragazzi hanno dato l'anima anche oggi, però non siamo riusciti a pareggiarla, ma non per nostro demerito, ma soprattutto perché magari certe situazioni sono state sicuramente considerate in maniera sbagliata ed è andata così. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo
cercare di recuperare soprattutto portare a regime Capogna, portare a regime Di Palma e Menezes che giustamente sono stati da tanto tempo fuori e sono andati in difficoltà, però io penso che potremmo fare sicuramente meglio perché la prestazione la squadra lo fa sempre. Con questa prestazione quindi mister alle ultime 4 partite che rimangono 12 punti in palio, soprattutto anche complice la sconfitta oggi della Castellanzese, possiamo dire che la Trizium ci crede ancora, ha recuperato tanti uomini, quindi... Noi ci crediamo perché se la squadra non farebbe le prestazioni sarei il primo a dire che la situazione è difficilissima. Io invece ci credo, come ci credono i giocatori, sappiamo che ci sono 4 finali, 5 finali e li devi giocare col cuore, però è normale che noi ci mettiamo del nostro e cerchiamo di fare il massimo, però non dico che vogliamo una mano in certe situazioni, ma se c'è qualcosa di giusto da dare lo vogliamo, punto. Poi dopo è normale che magari le situazioni, gli arbitri sono da soli e certe situazioni non li vedono, però oggi secondo me c'erano 2 rigori clamorosi, uno su Bosia in aria grandissimo e soprattutto quello su Di Palma tirato giù proprio a terra mentre stava per calciare, quindi non vogliamo molto, però vogliamo il giusto. Grazie mille mister, in bocca al lupo.